Bentrovati amici. Oggi faremo riferimento a qualche titolo che compare anche sulle nostre riviste specializzate, perché molte volte vi sono titoli ad effetto che possono mettere in difficoltà anche il pratico del diritto, ma figuriamoci la persona completamente estranea a questo mondo. Allora, mi era capitato di trovare un titolo dove nelle cause risarcitorie nei confronti dei soggetti che hanno il bene in custodia, ad esempio spesso gli enti pubblici, dove a seguito del mancata manutenzione a strada si formano degli avvallamenti, delle buche o frana il marciapiede, e quindi parliamo di cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051, il titolo che mi era capitato era quello per cui chi chiedeva il risarcimento non è tenuto a provare la propria assenza di colpa. Il titolo ad effetto è corretto, però il titolo non contempla la casistica interna, nel senso che dice solo una percentuale di quello che è il contenuto di quell'articolo, o meglio, è ben vero che chi inciampa in una buca o cade dallo scooter perché ha preso questa buca, o chi camminando sul marciapiede a quel punto si sgretola il bordo e va a richiedere il risarcimento all'ente che ha in custodia, però in custodia intendiamoci una signoria diretta sul bene, cioè che possa fare la manutenzione, che possa tenerlo curato, sarà sufficiente che dimostri che cosa? Il nesso causale tra il suo danno e la buca, nell'esempio fatto, e che quella strada dove c'era la buca è in custodia a quel determinato ente, che quel determinato ente quindi possa e debba esercitare il suo potere sulla cosa per tenerla in buono stato manutentivo. Allora, questo titolo che ho citato nasceva dal fatto che due sentenze, primo grado e secondo grado, avessero respinto la richiesta risarcitoria del motociclista, in quel caso erano gli eredi, dicendo che non era stata data la prova di aver agito in maniera aver percorso la strada in maniera diligente, in un momento in cui c'era un'acquazzone, un vento fortissimo, anomalo per quella zona geografica. La Cassazione, gli eredi sono ricorsi in Cassazione e la Cassazione ha accolto il ricorso, però attenzione, accogliere il ricorso non vuol dire che hanno vinto, come penseremmo. La Cassazione dice: i giudici primo e secondo grado, avendo addebitato gli eredi che avevano richiesto il risarcimento, un onere probatorio gravante però sul custode. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è che io, se inciampo, ho tutto il diritto ad essere risarcito. Se io sono inciampato, però sono stato diligente, potrò avere una chance di ottenerlo. Perché il fatto che io sia stato diligente, perché non lo debba provare io, non è detto che non lo debba provare nessuno. Cioè, il custode può interrompere il nesso di causalità tra l'essere inciampato in una buca e il conseguente risarcimento. Può interrompere il nesso di causalità e quindi non essere responsabile quando dimostri che il pedone o il motociclista, ad esempio, sono stati leggeri. Leggeri cosa vuol dire? Che non si sono uniformati alle norme regolari di condotta, ma anche a qualcosina in più, come vedremo con un esempio di un'altra sentenza. Allora, un titolo che dice: chi richiede i danni non deve provare la propria colpa, va visto come onere della prova. La colpa, se c'è, mi deve impedire di andare a chiedere i danni, perché me lo dimostrerà la controparte. L'unica cosa è che se la controparte, chi ha in custodia il bene, non riesce a provare che non sono stato diligente, allora in quel caso c'è un'assenza di prova e quindi ho delle aspettative di essere risarcito, ma qua andiamo troppo nel tecnicismo. Allora, la Cassazione com'è che interveniva? Interveniva dicendo: voi giudici avete errato, e anche grossolanamente, perché avete detto che con quel tempo meteorologico non avete, anzi l'attore, colui che ha chiesto il risarcimento, non ha dato prova di essere stato diligente nella circolazione. La Cassazione dice, e qui imbecca se vogliamo la difesa dell'ente, dicendo che cosa? Attenzione,
non devono essere coloro che chiedono il risarcimento a dimostrare la diligenza, ma voi, ente, potete, valutando proprio questo evento meteorologico, capire se consiste nel cosiddetto caso fortuito, cioè qualcosa di imprevedibile. Perché se in quel momento storico, quel dato momento meteorologico era inaspettato, era imprevedibile, era al di là di ogni previsione, questo che voi lo valutate mettendolo in connessione al comportamento, in sé sarebbe sufficiente a far sì che voi non dobbiate rispondere del danno. Allora, l'esempio per comprendere di più questo passaggio, che capisco possa essere complicato, ma è anche bene cercare di fare questi riferimenti per non creare illusioni o aspettative nel cittadino. La Cassazione, in un caso in cui l'ascensore condominiale si ferma, il trasportato deve uscire e c'è un dislivello tra il pavimento e il piano dell'ascensore, il soggetto inciampa e si riprocura delle lesioni, in questo caso la Cassazione ha ritenuto che cosa? Che non dovesse essere risarcito il soggetto. Perché? Perché ci si aspetterebbe che il soggetto alzi i piedi, superi questo ostacolo, perché nella 99,9% dei casi così accade. Infatti, la Cassazione, esemplificando, dice: la condotta della vittima, e ve lo cito testualmente, la condotta della vittima può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, mai avvenuta prima ed inattesa da una persona sensata. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia causale del comportamento imprudente del medesimo. Cioè, questo vuol dire che il caso fortuito non è solo un elemento esterno o di un soggetto estraneo, ma lo stesso danneggiato può aver tenuto una condotta che interrompe il nesso di causalità tra la cosa e chi ce l'ha in custodia. Quindi bisogna sempre avere un atteggiamento prudente e far attenzione a muoversi, diciamo così, a muoversi come ci si aspetterebbe che la generalità delle persone si muovesse. Sperando di essere stato chiaro, perché mi rendo conto che l'argomento è anche un po' insidioso, vi saluto e alla prossima puntata.